Bella raga, Ed eccoci eccoci qua. qui. Il Gran Giro Premio di Spagna, d'informazione sta per 19esimo iniziare posto qui in in griglia, Spagna. non una Questa gran pista offre posizione. una Però grande vai. varietà tra curve di Vediamo media, in alta gara e cosa bassa combiniamo. velocità, garantendo una gara piena di emozioni, che speriamo di provare anche E oggi. poi c'è Monaco ragazzi, ha preso un ritiro al primo giro, ve lo dico già. Siamo quasi pronti al via mentre le auto prendono le posizioni sulla Vabbè, griglia. siamo Nel sulla frattempo, piloti e strategia di scuderie una sosta, finalizzano i vediamo, preparativi. può cambiare in caso di safety car, finora comunque sempre sole. E una safety car, quindi poche emozioni per il momento. E tante difficoltà, quello sì. Proprio la macchina non gira, nel senso facciamo ancora tantissima fatica. Penso nel rettilineo, che nel rettilineo soffriamo come dei bastardi, cazzo. Dai che ci siamo. Guarda di che belli. Siamo pronti, raga. Siamo pronti. Vai ragazzi, Gran Premio di Spagna. Go, 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 andiamo. Vediamo se riusciamo a fare una buona prestazione. Già in ritirino perdo chilometri. Perdo chilometri dopo un secondo. Che bello. Solite mie partenze dove non guadagno neanche mezza posizione. Che bello. Che sarebbe una gara favorevole, ma con una macchina un po' più decente, però. Buono, ok. 16ª piazza. Dai, come tira fuori. Mamma mia, bellissimo questo. Ti prego, la macchina è ancora integra, meno male. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. E speriamo in un po' di bagarre per oggi. Ho voglia della bagarre, signori. Io nella prima stagione non ho mai. Ho pochissima pioggia e pochissime safety car. Poi dalla seconda comincia la situazione a degenerare con 10 safety car. Questa è la sentenza Kumendera. Comunque non capirò mai la chicane qui a Catalogna. È una cagata biblica. L'hanno messa da un paio d'anni, non la capirò mai. Comunque buona partenza, siamo tutti vicini. E dopo un giro non è scontato, ragazzi. Fastest di Charles. Fastest di Charles. Abbiamo Hamilton dietro. Che cazzo, penalità per Gigi a questo punto, penso. Che Gigi così indietro non l'avevo notato. Buon sorpasso, attenzione. Che il Kumentone tira fuori prestazioni incredibili. Bella mossa, ben fatto. Grazie, cara. Perché Catalogna è una gara iper favorevole. Noi possiamo portare a casa il miglior risultato finora è un 14esimo posto, fortunatissimo a Imola con incidente tra Leclerc e Verstappen. I primi due non si sono ritirati ma sono finiti ultimi e penultimi. Ma questa è un'altra storia. Ora siamo qua pronti a fare la nostra storia. Comunque dove abbiamo la gara favorevole, vedi già un Kume un attimino più a proprio agio. Solo che abbiamo Gigione dietro e Gigione ci svernicinerà tra poco. Ma la nostra gara non è su Gigione. Adesso abbiamo Stroll, Vettel vincerà come al solito. Perdo sempre la prima sfida contro il mio rivale, ma è anche abbastanza normale la cosa. Ho già un Kume più appropriato. Fastest di Charles. Vediamo quanto più lenti giriamo di Charles. Beh dai, da questo giro potrai usare il DRS. Attenzione, attenzione, vola, Kume vola verso la gloria eterna. DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Kume ci prova, forse è un po' rischioso ma ce la fa, signori. This is Kume, ragazzi. Questo è il vero Kume. C'è già anche Gigi però che mi sta praticamente guidando insieme a me, Gigione. Adesso c'è bisogno di un po' di bagarotto, signori. Voglio il bagarotto kumendiano. Lo pretendo qui in Catalogna. Gigi comunque deve avere qualche problema perché comunque ancora insomma una distanza di sicurezza per il momento, ma ci supererà sicuro, ragazzi. Quindi insomma, salvo colpi di scena. Ecco erroraccio mio qua purtroppo. Eccolo qua.
il sorpasso di Gigione. Io ci provo, comunque lo sapete, ma eccolo qua. Gigi c'è, signori. Gigione mi supera tranquillamente, ma va bene così. Il 7 volte campione irridato Gigi. Questo non è stato un gran giro, eh? Meno male che almeno abbiamo il DRS. Abbiamo Stroll dietro. Ferrari devastante qua, mamma mia. Speriamo in qualche erroretto, in qualche casino possibile. Lo vedo in altri video, soprattutto di gente straniera con incidenti ogni secondo. Noi tutto regolare. È già finito il mini Magic Moment. Beh, qualche sorpasso abbiamo fatto. Dai, già sono contento. Ci vuole molta pazienza, però devo anche migliorare le parti per avere la possibilità di aggiornare di più i pezzi. Ci vuole tempo, la prima stagione è così, però di solito ho sempre fatto almeno di media una ventina di punti nella first season, sentite ragazzi. Solo di padrelingua cumendiana. Buono, però Stroll è a distanza comunque. Gigi è a caccia di Sebastiano. Gigione è a caccia di Seb. Purtroppo siamo fuori di DRS, però anche Stroll è fuori, questo è importante. Buono, mi sta piacendo questa cosa. Il distacco dal tuo compagno Siamo di lenti, ma non lentissimi, attenzione qua. 6 secondi. Gigi ci prova. Lotta tra Vettel e Gigi. 11 titoli mondiali. Dai, buttatevi fuori, no? Niente? Le gare comunque favorevoli si vedono, c'è poco da fare. Ho tutta un'altra guida. Si danno battaglia, però adesso Hamilton teoricamente può tentare la fuga gigiana. Ok, comunque Vettel è roba mia adesso. Ho ritmo signori, la cosa è abbastanza ufficiale. Il Cume oggi ha ritmo. Comunque anche i miglioramenti li vedo, sto godendo, dai, finalmente adesso mi sto divertendo, perché vedo che posso far bene. Non bisogna vedere con le bianche, perché con le hard facciamo schifo, soprattutto nei primi 5-6 giri siamo una cosa imbarazzante. Ok, sì, ce ne stiamo andando da Stroll intanto, che bello, finalmente una bella notizia. Però sono a caccia di Seb, ragazzi, voglio batterlo. La rivalità. Anche perché la prossima è Monte Carlo e là è ritiro sicuro. Forse userò qualche flashback a Monte Carlo, vediamo. Adesso ci penserò perché sennò veramente è un disastro. Almeno qualcuno magari all'inizio per vedere come vado. E poi mi ritiro in caso. Stiamo salutando Lance. Che bello, ciao Lance. Però c'è Seb da prendere. Sono a caccia del 4 volte campione Seb. Attenzione, il Cume ci prova in un punto forse impossibile, effettivamente sì. Non aver fretta che ce la possiamo fare tranquillamente. Anche nel ritirino purtroppo la mia macchina è tra le più lente in assoluto della storia della Formula 1. Vai, vola Cume, vola. Non abbiamo lo sprint in rettilineo, raga. Non c'è lo sprint in rettilineo. E questa è una cosa preoccupante. Non superiamo più nessuno forse, vediamo.
Devo superarli in curva. Sicuramente non nel rettilineo. Non devo rischiare, però non voglio rischiare. Non posso permettermi i ritiri adesso in queste gare. Siamo vicinissimi a Seb. Ci manca lo spunto però. Ok, siamo messi bene adesso. Siamo messi bene. Siamo messi bene adesso. Guarda come ti chiude. Ma guarda che roba. La macchina non è minimamente danneggiata per fortuna, ma mi ha chiuso. Mamma mia ragazzi. Molto aggressivo Vettel. Sto perdendo anni però, È qua il mio problema, in questo punto qua. Ce ne siamo andati la Stroll, ma non riusciamo a superare Seb. Ai ai ai. Stiamo mangiando una possibilità importante secondo me, È tutto per colpa del rettilineo dove loro volano e noi siamo pippe obese. No, erroraccio. Brutto errore questo. Comunque neanche Hamilton supera più nessuno, Problemi grossi anche per Gigione. Attenzione, no, mamma mia. Inizia il valzer dei box. Per chi ha messo le soft, attenzione al Q che si può provarci. La rischia il Q e va. E va, finalmente. Supera Seb. E siamo 11esimi, mai stati così. E grazie ai pit, ovviamente. Grazie alla sosta ai box di tutti quanti. Sverniciato Vettel. Bandiera gialla. Yellow flag, yellow flag. Attenzione, incidente più avanti. Attenzione, sul tracciato. problemi, Non problemi. sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Problemi per Gigi, l'avevamo detto. Distacco dall'auto davanti, 1,8 secondi. Purtroppo niente safety car. Gigi fuori dai giochi. L'abbiamo visto che aveva problemi Gigi, comunque. Siamo in zona punti, raga. Siamo in zona punti. Per poco, ma siamo in zona punti. Ok, sei nella Top 10. Adesso la sosta c'era tra il 14esimo e il 19esimo. Ok, abbiamo Schumacher. Abbiamo il buon Mick davanti. Ma c'è ritmo qua, signori. C'è ritmo in questa gara e godo. Leclerc ha messo le dure, però non so se ce la può fare, ma secondo me ne farà un'altra Leclerc, secondo me. Ripeto, si vede che siamo a nostro agio qua, Box, ragazzi, abbiamo chance, siamo quinti, vabbè, ma c'è qualche chance di arrivare in zona punti, ragazzi, stiamo per fare un miracolo, speriamo. Vediamo. Ci supera Alfonso, ci supera Norris e Bottas, vediamo Ocon ci supererà. Dovremmo farla lo sorpasso in pista, penso, La gara è completa. Aspetta, 10. No, siamo là però, siamo là, ragazzi. Siamo 11esimi e siamo attaccati. Oddio. Ci giochiamo veramente tutto. Addirittura la nona piazza, non mi basterebbe la 10ª.
Relax, relax. Comunque ho visto una cosa bellissima che c'è su quest'anno, che il primo giro anche per la CPU con le gomme nuove. Davanti, 4, Niente ragazzi, siamo a 11esimi, a un passo dal primo tuo punto, ma compagno dietro di te è no, non riesco a prenderli, addirittura adesso secondi. sto di nuovo perdendo, sono arrivato a un minimo di 3-2, sono di nuovo a 4-1. Con le dure proprio non siamo competitivi, ma d'altronde non posso fare la strategia su due soste, cioè se no ciao. Peccato, adesso mi sta anche prendendo Ricciardo che è tornato sotto in zona di RS. O qualcuno si ritira, o qualcuno ha fatto una sosta, ha usato una sosta in più, non lo so. So solo che sto per poco buttando via il primo punto. Gara perfetta per noi, sono strasoddisfatto. Non basta per fare punti. Siamo a 3-8, ma non riusciamo proprio a prenderli. Con le dure male, purtroppo. Dai, un bel ritiro davanti, per piacere, voglio il 10° posto. Dai, niente, non succede niente. Ho detto quest'anno safety car come nella realtà, così per dare più spettacolo. One cut. Dai, Cristo santo. E anche gli RS di Ricciardo, madonna. Comunque noi stiamo facendo la nostra gara ragazzi, solo che con le dure proprio non siamo competitivi. Non c'è nulla da fare. Dai, un ritiro, voglio il 10° posto. Per piacere. Regalatemi sto sogno. Mamma mia, giro record. Noi giriamo un secondo più lenti, che non è neanche tanto in realtà. Però c'è. E giriamo negli stessi tempi di Magnussen, Ocon e Ricciardo. Siamo tutti là. Serve il colpo di scena. Nessuno va ai box, nessuno fa niente. Zio Ken. Nulla di nulla. E ne manca poco purtroppo. Pochi giri al termine. Dai, il colpo di fortuna. Me lo merito, cacchio. Ok, il distacco è 3,6 secondi. Nessuno sbaglia, è incredibile. In Bahrain 50 errori, qua 0. Siamo a 300, stiamo recuperando, c'è anche ritmo adesso. C'è ritmo signori, c'è ritmo. Non è finita comunque, se non, che non devo sbagliare niente per tutti sti giri, cosa alquanto dura per il comandone. Dai. Perché se riusciamo ad andare sotto i 3 secondi ci credo. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi. La mia miglior prestazione personale. Adesso dobbiamo dare tutto, raga. Adesso bisogna dare tutto. Siamo sotto i 3 secondi. Nulla da fare, ho mollato completamente, tanto. Impossibile prenderlo. Ci ho sperato tanto nel punticino.
Ma va bene così, miglior piazzamento in carriera, 11° posto. Stiamo arrivando, raga. Va bene così intanto, va benissimo così. Ok, gara finita. Fai attenzione Non alla me la porto a macchina. casa la gomma, vabbè. Comunque vince Max il veneziano, pilota del giorno, yes. Oggi Godo. la Red Bull è stata perfetta in box. Ma vaffanculo. In questo Buono, buono. scopriamo in che modo questo Che finale sfiga, ha oh. modificato la classifica piloti. Ho girato Max bene però, Verstappen dai. conduce ora la classifica piloti. Ora una domanda per te. Chi è a tuo parere Classifica. il pilota del giorno? Guarda che tutti che il ragazzo lottano, i d'oro. primi tre Ha lottano alla spinto grande. tantissimo e ci ha regalato una prestazione fenomenale. È Vediamo stato i un piacere costruttori. guardarlo. Noi E la passiamo ai Williams costruttori. fanalini di Primo in coda. classifica frena la sua fuga. Raga, dai, non è andata male, siamo sempre la terzultima forza del mondiale. Ma sono soddisfatto perché questa è una bella 11° posto. È chiaro che per 3 secondi non siamo presi il punticino. Raga, saluto nel comandone veneziano. Ciao!